Buonasera a tutti da Napoliello87 e Forza Napales. Ragazzi, stasera parliamo del derby di Emilia, il derby emiliano tra Bologna e Spal che finisce 1-0 per il Bologna. È stata una bellissima partita, una partita molto combattuta fino all'ultimo. Il Bologna che trova la vittoria al 90esimo nello scadere, nei minuti di recupero, al 93esimo circa. Soriano la riesce a buttare dentro di testa anticipando Cionek. Ma Soriano, sì, il gatto, non il gatto, Soriano, il giocatore del Bologna, che si divora avanti alla porta, prima 2 o 3 palle gol, nel finale invece riesce a fare gol e far vincere il Bologna, portare 3 punti importanti al Bologna, la prima in casa, per Sinisa Mihajlovic che era in panchina. Può esultare con la sua squadra per questa prima vittoria, a mio avviso meritata. Nonostante la Spal abbia fatto anche lei abbia avuto delle occasioni per poterla pareggiare nel secondo tempo, ma ha fatto anche una buona partita di ripartenza, perché di ripartenza la Spal ha creato anche qualche grattacapo al Bologna. I due portieri questa sera fra i migliori in campo, sia Skorupski del Bologna che Beriscia, che ha fatto delle parate pazzesche Beriscia questa sera su Soriano, ma non solo. Poi è stato annullato un gol per fuorigioco a Santander, succo di frutta, ma questa sera il Bologna, diciamo, tutto sommato, tra primo e secondo tempo, avendo creato di più, avendo fatto la partita, Orsolini anche, tra i migliori del Bologna, perché quando attaccava creava sempre difficoltà alla difesa della Spal. Diciamo da parte della Spal mi è piaciuto Petagna, perché comunque anche se non è riuscito tanto a concludere verso la porta, ci ha pensato Kurtic, che anche Kurtic secondo me ha fatto una buona partita, Cionek abbastanza, a parte il gol nel finale che praticamente si fa anticipare da Soriano, anche lui aveva fatto una bella partita fino alla fine. Però metto i migliori i portieri, perché questa sera i portieri veramente hanno fatto spettacolo, delle bellissime parate da vedere, quella di Skorupski anche diciamo sul Petagna, se non mi sbaglio, sul Petagna e su Floccari fa una grande parata di Skorupski. Ma lo stesso Beriscia, che ne para più di una volta da parte del Bologna le occasioni, e fa delle parate stupende Beriscia, si allunga più di una volta. Un risultato giusto ritengo per il Bologna, che ha meritato questa vittoria casalinga, la prima in casa, 3 punti importanti perché essendo anche un derby emiliano è anche uno scontro diretto per la salvezza, anche se parlando della salvezza è ancora presto, è cominciato ora il campionato, il cammino è ancora lungo, sia per il Bologna sia per la Spal. Però questo fa contenti tutti i tifosi del Bologna, i bolognesi, che questa sera ci hanno dato una bella porzione di ragù con il gatto Soriano, che si mangiano tutta quanta, bella inguacchiata. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se era giusto il pareggio da parte della Spal o è giusto così la vittoria del Bologna. A mio avviso il Bologna ha meritato di vincere, nonostante la Spal le sue occasioni l'ha avute e ha fatto una buona prestazione, però ha meritato il Bologna. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti o buonanotte a tutti per chi già è a letto e forza Napalessa!